spontanea, molto se vogliamo anche di corsa, però una cerimonia bellissima. Mi sento davvero orgogliosa di essere il dirigente scolastico di questo istituto, che oggi riceve un riconoscimento così importante quale quello della bandiera verde, che vuole significare il riconoscimento di pratiche attive nella sostenibilità, nella vivibilità in generale, e che questo riconoscimento venga poi sottolineato da una presenza importante quale quella dell'esercito. Io, brevissima presentazione del progetto e di come si è arrivati a questo, alla professoressa Manitta. Mi tocca. Buongiorno a tutti, io vi volevo ringraziare perché se oggi celebriamo questa giornata è grazie alla sinergia di tutti quanti. Io sono la referente del progetto, ma in effetti ecco, hanno trovato un capro espiatorio, insomma, però in effetti se questo è stato possibile è grazie alla collaborazione dei miei colleghi, dei ragazzi, della preside, per cui siamo oggi qui a celebrare un traguardo importante. EcoSchool si trova già nella terza fase del progetto. L'anno scorso è stata avviata l'indagine ambientale, è stato costituito un ecocomitato, quest'anno è il terzo step con il piano d'azione. I ragazzi hanno raccolto con entusiasmo questa iniziativa, per cui oggi sono felice di ringraziare tutti quanti per aver raggiunto questo traguardo importantissimo. Qui vicino c'è anche la professoressa Macera che mi è complice di questa situazione, ringrazio anche tutti gli altri professori, ringrazio il Comune di Latina, l'università, le associazioni che hanno reso possibile questa giornata stupenda che abbiamo anche programmato con le previsioni meteorologiche, quindi abbiamo fatto uscire anche il sole. Grazie a tutti. Allora, un saluto dell'assessore all'ambiente, il dottor Panzera. Un saluto velocissimo. Ecco, se oggi siamo qua presenti come amministratori è perché appunto è la giornata dedicata a voi, è il giusto riconoscimento e, come dicevamo alla scuola prima da Vicci, l'amministrazione comunale ci tiene tantissimo perché questo è un ulteriore tassello per il raggiungimento della bandiera blu. I nostri comportamenti in armonia con l'ambiente, quindi con l'ecosostenibilità, sono il futuro per i nostri giovani e voi siete il futuro della nostra città. Grazie. Allora adesso il sindaco. Innanzitutto complimenti a tutti quanti voi, veramente, perché i protagonisti siete voi che avete ottenuto questo risultato importante, quindi un grazie all'istituto scolastico, al corpo docenti, al servizio ambiente del Comune di Latina, all'università, ma soprattutto a voi cari studenti che con la bandiera verde date un segnale importante alla nostra città, perché attraverso la bandiera verde noi puntiamo al rinnovo della bandiera blu, e quindi è un passaggio, un tassello fondamentale. E poi avete anche organizzato questa biciclettata proprio a dimostrazione di una città che va verso una mobilità sostenibile. Io quando nel 2011 sono diventato sindaco c'erano 10 km e 800 metri di piste ciclabili, oggi ne abbiamo oltre 25, l'obiettivo è portarla entro il 2016 a oltre 45, quindi con un aumento del 400%, questo qua è l'obiettivo che ci vogliamo porre. Quindi voi date un messaggio molto chiaro, noi dobbiamo continuare a investire sulla ciclabilità. E poi mi avete fatto anche una sorpresa, perché la banda della Saga, io avendo fatto il militare a Sabaudia, quindi essendo un ex artigliere, quindi mi avete fatto veramente un bel regalo e ringrazio la scuola perché tra l'altro proprio in un'ottica di ambiente, perché qui oggi parliamo dell'importanza dell'ambiente, ogni estate ci mettono a disposizione una porzione di mare che è quella dove c'è il poligono, che ce la mettono a disposizione e i nostri concittadini la possono usufruire. Quindi questo qua succede da qualche anno. Io voglio dare alla preside
l'opuscolo che poi daremo a tutti quanti gli studenti del progetto Eco School, insieme per l'ambiente, perché soltanto se siamo insieme le vinciamo le sfide. Oggi voi l'avete vinte e io a nome di tutta la città di Latina vi dico grazie e bravi, complimenti. Grazie Sindaco. E adesso anche un saluto del colonnello che ha. Allora, buongiorno a tutti, voglio ringraziare la Preside per l'invito, il signor Sindaco per le parole. Per noi è stato sorta di cerimonia simbolica, perché gli attestati li avrete tutti, però chiaramente consegnare 600 attestati diventava una cosa insomma un po' impossibile, quindi sarà fatta l'assegnazione degli attestati ad alcuni alunni simbolicamente, però la prossima settimana daremo a tutti l'attestato di partecipazione al progetto Eco School. Grazie. Faccio io? Giorgia Carosi. Sì, simbolicamente. Seguito di Stefano Giulia. Di Stefano Giulia. Kinches Alexandra.